io credo che questa squadra qua ormai debba cercare maturità nel gestire anche le partite complesse e soprattutto le partite fuori casa. Sì, è proprio ora che la trasferta non faccia più paura. Stavolta il Padova va a Crotone, fischio d'inizio domani alle 15. In campo un jolly prezioso, quell'Agnello Cutolo che tra i ranghi dei calabresi lo scorso anno incuteva timore. Oggi le parti si invertono. Assente Diuric, i calabresi hanno comunque giocatori forti e veloci. Gabbioneta, Ciano, Pettinari sono finiti nella lente di Dal Canto che dice stiamo in guardia. E loro di norma sono una squadra che in casa parte aggressiva, sono una squadra di giocatori brevilini, una squadra che comunque gioca in un campo da sempre ostico per il vento, per le condizioni climatiche, per le condizioni del terreno di gioco. Qualcuno teme che il Crotone si comporti come l'Albino Leffe creando un match pericoloso. Noi dobbiamo sapere che tante volte ci può succedere di affrontare squadre che tendono a chiudersi e quindi dobbiamo stare attenti a ripartenze, a contropiedi, a situazioni dove potremmo essere un po' sbilanciati. Fermi Italiano per un piccolo infortunio in allenamento e Marcolini per il violento scontro di sabato scorso in cui ha riportato la frattura dello zigomo. Il Padova riavrà in campo Schiavi, rientrato dalla squalifica. L'attacco è ben fornito, tutte e 6 le punte stanno bene ed è importante anche perché la settimana è particolarmente fitta. Dopo Crotone infatti il Padova affronterà in casa in pochi giorni il Livorno il 1° novembre e poi lo Juve Stabia sabato 5. Ma con qualsiasi avversario il Padova ha ormai uno scotto da pagare. Qualsiasi squadra ci affronta dà qualcosina in più, quindi per noi diventa quasi meglio giocare con squadre d'alta classifica.